Ancora croci sul lavoro in Veneto. A Trevignano, nella Marca, un autotrasportatore di 42 anni resta schiacciato da una ruspa. È il terzo dramma in 5 anni nella stessa ditta. Ritrovato stamane a 5 giorni dalla scomparsa il corpo senza vita del 22enne Alex Gerolin, svanito nel nulla da Portogruaro. Un intero paese si era mobilitato per cercarlo. Crack popolari, nuovo schiaffo del governo ai risparmiatori in piazza giovedì a Roma. Il Consiglio dei Ministri si riunirà in Calabria, le associazioni incontreranno comunque i parlamentari, ma c'è delusione. Dopo il video appello ai presidenti delle regioni, i genitori No PFAS scrivono una lettera alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie. Qui si inquina da più di 60 anni, dicono. Ha scelto il Veneto per iniziare la campagna elettorale in vista delle europee il segretario PD Zingaretti, che a Padova ha parlato anche di autonomia. Su Facebook l'annuncio shock di una donna di Longarone che per sistemare la casa distrutta dalla tempesta di fine ottobre ha scritto di voler vendere un rene. 37 anni dopo Giovanni Paolo II un papa potrebbe tornare a visitare Padova. Entro un anno l'arrivo di Francesco, la gioia dei padovani. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. In primo piano l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro che si è verificato a Musano di Trevignano, in provincia di Treviso. A perdere la vita un autotrasportatore di 42 anni, l'ennesima tragedia in quella ditta, tanto che l'anno scorso, per incitare i dipendenti al rispetto delle norme, era stato sottoscritto un nuovo contratto integrativo con premi di risultato legati all'abbattimento degli indici di incidentalità. Purtroppo non è bastato. Morto sul colpo, travolto da un escavatore in movimento, manovrato da uno degli operai della fungaia. Alla Agrifung di via Pescatori a Musano di Trevignano l'ennesimo dramma del lavoro. 7 eventi di questa mattina, vittima non un dipendente ma un autotrasportatore esterno, Renzo Donà, 42 anni appena, di Quinto di Treviso, arrivato per scaricare del materiale. Inutili tentativi di soccorso, i traumi multipli gli sono stati fatali. Carabinieri e ispettori dello Spisal sono rimasti a lungo sul posto per tutti i rilievi del caso, da riferire poi alla procura che ora indaga per omicidio colposo. Alla Agrifung, la terza vittima in 5 anni. Nel febbraio del 2016 a perdere la vita nello stesso modo nel cortile dell'azienda era stato un operaio marocchino di 53 anni di Montebelluna, Mustafa Farissi, travolto da una ruspa. 2 anni prima, aprile 2014, a morire stritolato dal nastro trasportatore era stato invece Alessandro Marchesin, 54 anni, dipendente della fungaia da solo un mese. È un'azienda che in realtà ha avuto degli episodi in passato e con i quali anche noi come sindacato e con l'azienda si è lavorato molto sulla sicurezza, quindi l'amaro in bocca è perché questi episodi sono disattenzioni, perché le procedure ci sono e non si capisce come possono ancora accadere, insomma. Proprio per i gravissimi precedenti, lo scorso anno alla Agrifung era stato sottoscritto un nuovo contratto integrativo aziendale con premi di risultato legati all'abbattimento degli indici di incidentalità. Dobbiamo imparare a prenderci più tempo, dobbiamo imparare ad avere più attenzione al lavoro che facciamo e dobbiamo imparare che le aziende devono essere molto più severe sulle procedure. Le procedure devono essere applicate. L'autista in quel contesto lì non doveva essere vicino al mezzo di scarico e anche l'operaio non doveva scaricare se aveva del personale attorno al mezzo. Un grande lavoratore che amava la compagnia, gli amici, ma difficilmente lo si vedeva in giro la sera tardi, ricorda il sindaco Mauro D'Alzilio. La mattina iniziava a lavorare presto Renzo, al volante del suo camion con cui faceva consegne per terzi. Donà lascia la sorella Paola e il fratello Renato, titolare di una ditta della zona industriale di Quinto che commercia legna da ardere. I 3 fratelli un mese fa avevano perso la madre, ora un nuovo devastante lutto. Ritrovato stamane a 5 giorni dalla scomparsa il corpo senza vita del 22enne Alex Gerolin, svanito nel nulla da Portogruaro. Un intero paese si era mobilitato per cercarlo.
Le ricerche di Alex Gerolin si sono concluse nel peggiore dei modi. Il corpo del 22enne di Portogruaro, scomparso giovedì scorso, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco nelle acque di Caorle nel canale Cavanella, lungo la litoranea che unisce Bibione alla Brussa. Carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile avevano intensificato le ricerche nei pressi del ponte e verso le 12:45 i sommozzatori di Firenze, che hanno operato con uno scanner sonar, l'hanno trovato. Poi la segnalazione ai colleghi del nucleo di Vicenza, che hanno eseguito il recupero e messo la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria. A far concentrare gli sforzi dei soccorritori in quel tratto di canale, già più volte ispezionato nei giorni scorsi ma senza esito, sono state le indicazioni fornite dai carabinieri della squadra ricerca molecolare del centro cinofili di Firenze, che nella mattinata di ieri hanno effettuato le ricerche con un cane molecolare che, dopo aver annusato un indumento di Alex, è stato portato sul luogo dell'ultimo avvistamento del ragazzo, nei pressi di un locale in zona Brussa. Da qui, dopo aver agganciato la traccia, il cane ha percorso alcune centinaia di metri, conducendo i suoi addestratori proprio sul ponte che attraversa il canale, e una volta lì si è fermato sul margine sinistro, sporgendo il muso verso il sottostante specchio d'acqua, dove si sono concentrate le ricerche, concluse con esito amaro. Il crack delle banche popolari, sfuma la mobilitazione dei risparmiatori davanti a Palazzo Chigi, organizzata per giovedì. Il Consiglio dei Ministri infatti si riunirà in Calabria. Le associazioni dei truffati incontreranno comunque i parlamentari, ma c'è grande delusione. Lo sforzo di anticipare di un giorno la manifestazione dei risparmiatori da venerdì a giovedì, così come la richiesta di incontro inviata tramite posta certificata al Premier Giuseppe Conte non sono bastati. Non ci sarà nessun confronto diretto nei prossimi giorni tra governo e truffati dalle banche. Nel primo pomeriggio arriva la notizia che giovedì l'esecutivo non si riunirà a Palazzo Chigi. Il Consiglio dei Ministri è convocato altrove, in Calabria. C'è delusione, l'ennesima. Le associazioni che avevano chiamato i cittadini alla mobilitazione speravano di dare uno scossone a questo governo del cambiamento che rinvia le decisioni sul ristoro dei truffati. C'è un'emergenza sociale dichiarata, constatata, verificata dal governo precedente, da questo governo. Ci sono i soldi, salviamo, facciamo un decreto di emergenza sociale immediato per queste persone. Poi tutti hanno ragione, ma non possiamo lasciare delle persone e delle imprese che stanno per affondare. Noi il 18 siamo lì, siamo disposti a stare, chi non è d'accordo gli diamo ragione, avete ragione, ma salviamo queste persone. I rappresentanti delle associazioni con i delegati dei risparmiatori saranno dunque nella capitale, dove puntano a incontrare i parlamentari e a fissare una programmazione di iniziative mirate a far mantenere gli impegni presi dal governo negli incontri avuti in questi mesi, l'ultimo l'8 aprile. Noi saremo comunque a Roma perché ci dobbiamo coordinare tra noi associazioni dei risparmiatori e quindi ci incontreremo comunque a Roma. Mi auguro che la politica non si rimangi le tante promesse che ha fatto in campagna elettorale, grazie alle quali, ricordiamolo, ha preso moltissimi voti. I risparmiatori traditi hanno votato in massa Lega e soprattutto Movimento 5 Stelle. E proprio sulla questione dei risparmiatori truffati dalle banche sentiamo che cosa ha dichiarato oggi il vice premier Di Maio. Ma l'unico problema che non deve nascere nelle norme con i risparmiatori è farle senza il consenso dei risparmiatori. Quindi anche in queste ore ci sono dialoghi continui tra convocazioni tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le associazioni, alcune associazioni dei risparmiatori, per trovare la quadra su una norma per cui, siccome ci abbiamo messo 1,5 miliardi di euro, deve essere, mi permette di dire, perfetto, cioè deve andare a tutti coloro che si aspettano quei soldi. Quindi se in questo momento c'è stato un rallentamento è solo perché io ho imposto una cosa, mi permetto di dirlo, che non si mette quella norma in Gazzetta Ufficiale se non è concordata con i diretti interessati, altrimenti facciamo una norma da 1,5 miliardi e poi ci ritroviamo pure i risparmiatori che non sono soddisfatti, mi sembrerebbe assurdo. Ha scelto il Veneto per iniziare la campagna elettorale in vista delle elezioni europee il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che a Padova ha parlato anche di autonomia.
Inizia da Padova il tour del segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti in vista delle elezioni europee. Il Veneto è importante per il nostro sistema economico produttivo, è una delle regioni che esporta di più e quindi dobbiamo dare al Veneto il massimo del sostegno in Europa. Ha esordito così Zingaretti, che poi ha anche parlato di autonomia. Dico sia quella forma di autonomia che semplifica e permette ai territori di essere più competitivi nel mondo. Dico no a quella che mette in discussione i diritti universali riconosciuti dalla Costituzione come scuola, sanità e welfare, spiega il segretario PD, attaccando però l'operato del governo su questa materia. Comunque temo che l'autonomia non ci sarà comunque, perché è l'oggetto ennesimo che rende questo governo fermo rispetto alle promesse che aveva preso. Noi ci siamo impegnati anche per superare questa situazione di stallo a mettere in campo in breve una idea di ipotesi di riforma basata sull'autonomia che possa mettere d'accordo sia il presidente Zaia che quello dell'Emilia Romagna che i presidenti del Mezzogiorno. A Padova è arrivato anche Achille Variati, che dopo la chiusura delle liste per le europee è il primo tra i veneti con la sua quarta posizione. Vorrei lavorare per un'Europa che si ponga come obiettivo i bisogni reali dei cittadini, a iniziare da quel diritto fondamentale che è quello del lavoro. C'è anche il tema delle banche. Se io sarò in Europa cercherò di capire bene che cosa è successo, perché la tragedia delle banche venete ha avuto un inizio lì, oltre che nelle responsabilità di chi governava queste banche. Variati commenta anche il Veneto, dimenticato nelle liste della Lega, e individua anche un colpevole. Questo sacrificio dei veneti lo vedo molto anche in quella Lega, che invece doveva essere la Lega del Veneto, no? La Lega del Nord, e che adesso Lega del Nord non è più, è diventato un altro partito, come se la vecchia Lega non esistesse più. Salvini ormai da mesi è tutto proiettato sul livello nazionale e sta dimenticando invece questa terra. Ecco, la polemica alla quale accenna Achille Variati è quella dei soli 4 candidati veneti alle europee nella lista non ancora ufficiale della Lega, un caso che agita il Carroccio, ma i vertici del partito gettano acqua sul fuoco ed assicurano tutto ancora da definire. Sentiamo. C'è chi come Achille Variati nel PD ha prima fatto un passo indietro, arrabbiato a dir poco, poi un altro in avanti, tornando in corsa dopo l'appello dei vertici. C'è chi come Elisabetta Gardini ha lasciato Forza Italia dopo 15 anni sbattendo la porta. Europee, terreno di conflitti interni più o meno risolti e soprattutto trasversali, quasi nessun partito immune dal mal di pancia, nemmeno la Lega che conta su sondaggi favorevoli. I rumors dal Veneto per le scelte di Via Bellerio, ancora non ufficiali, non sono certo leggeri. Troppo poche le 4 candidature venete contro le 5 dell'Emilia e nomi che al di là di Gianantonio Darè e Mara Bizzotto sembrano scelti per non dare fastidio proprio ai sopracitati, la padovana Paola Ghidini e il veronese Paolo Borchia. Fuori calibri regionali come Ciambetti, Canere e Sandonà, fuori gli Zaia Boys. È l'ennesimo conflitto che si consuma tutto dentro al Carroccio, con in più la volontà di Salvini di devenetizzare in qualche modo il peso specifico della Lega in ambito elettorale? Da fuori il governatore Zaia cerca di spegnere ogni fiamma. Come sapete non seguo ste robe, però mi risulta anche che non sia chiusa questa partita, per cui attendiamo di vedere le liste finali e poi vedremo. Quindi si può vedere qualche famoso zaiano? Ma no, non esistono i zaiani, assolutamente no, ma non esiste. Ma poi queste manfrine sono manfrine della politica, c'è sempre il capo e il vice, in tutte le cose sempre il capo e il vice, assolutamente no. Esiste la Lega, esiste un progetto di governo e amministrativo che vogliamo portare avanti. Dal Carroccio Veneto intanto la rassicurazione di queste ore è che ci sarebbero pronti altri 2 veneti per portare a 6 le candidature, ma tutto ruoterà ancora una volta attorno ai nomi. Il presidente di Etra, Andrea Levorato, parla sul presunto caso di inquinamento a Rosà. Sentiamo. Dopo decenni di sonno indisturbato si sveglia improvvisamente il presunto mostro delle cave Poiana e Castellan di Rosà.
Ci sarebbero tracce di materiali tossici in una roggia a ridosso dell'ex cave e subito viene chiamata in causa ETRA, che proprio in zona costruirà un magazzino logistico. I vertici dell'azienda si sono recati nell'appezzamento di terreno interessato per un sopralluogo. Li abbiamo intercettati perché anche noi seguiamo da giorni la vicenda e abbiamo raccolto dichiarazioni in esclusiva per il nostro telegiornale. Il terreno è già stato oggetto di analisi approfondite attraverso dei carotaggi e delle analisi superficiali che non hanno dato alcun esito negativo né alcuna criticità per quanto riguarda il terreno di proprietà di ETRA. I dati più recenti in nostro possesso, in attesa di nuove analisi, riportano che nel 2015 sono stati eseguiti carotaggi a 20 metri di profondità nel terreno acquisito da ETRA e le analisi hanno dato esiti negativi. Nello stesso anno e nel 2016 sono state effettuate anche analisi sugli strati superficiali che pure non hanno evidenziato particolari criticità. Sono dati che ETRA ha messo evidentemente a disposizione della magistratura e ora l'azienda mette pure i puntini sulle i. ETRA non ha mai avuto la gestione della discarica Castellan né ha mai avuto in proprietà i terreni dell'ex cava. Il terreno di proprietà di ETRA è un terreno che dista alcuni centinaia di metri dalla zona ed è un terreno che è stato a suo tempo acquistato, mi riferisco all'anno 2010-2011, per andare a realizzare un polo logistico. Resta da capire l'entità dell'inquinamento nelle aree vicine e quale sia la fonte di questa contaminazione. Ci tengo anche a tranquillizzare la cittadinanza e i comitati dicendo che ETRA è sempre a disposizione per dare ascolto alle varie istanze, metteremo a disposizione tutti i dati che abbiamo per un utile confronto. In questi giorni la vicenda ha assunto toni di grande allarmismo nel Bassanese e l'aria, questa sì davvero avvelenata dalle polemiche, rischia di farsi pesante. Continuiamo a parlare di inquinamento, questa volta da PFAS. Dopo il video appello ai presidenti delle regioni italiane, i genitori no PFAS hanno scritto una lettera memorandum alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle ecomafie. Una storia di inquinamenti che dura da 63 anni. Mamme no PFAS e genitori attivi lo hanno scritto alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle ecomafie. Il presidente è il deputato Stefano Vignaroli e uno dei due vice è il collega veneziano Andrea Ferrazzi. Una precisa e sconcertante rassegna di inquinamenti ambientali storici, soprattutto dell'acqua, a partire dal 1966. Di produzione di scarti industriali a base di fluoro che non sarebbero stati smaltiti correttamente, di ignoranza di tutti questi eventi inquinatori nell'area che da Trissino scende in pianura veneta da parte delle istituzioni che avrebbero consentito l'inquinamento impunito delle falde acquifere. Assenza di indagini, assenza di corrette comunicazioni che, fanno notare mamme e padri no PFAS, hanno fatto ritardare di alcuni decenni gli interventi di salvataggio della salubrità dell'acqua. Acqua che più passa il tempo più risulta inquinata, tossica, cancerogena, anche a distanza di chilometri. Come possiamo noi oggi fidarci delle istituzioni, concludono i genitori no PFAS nella lettera ai parlamentari della Commissione Ecomafie. Ecco un estratto dall'ultimo video appello ai presidenti di regione. Da sempre abbiamo bevuto acqua di rubinetto perché i gestori locali ce l'hanno pubblicizzata e consigliata come la più buona, controllata e sicura. Mi sono sempre ritenuta una persona fortunata. Bastava un piccolo gesto in casa ed ecco uscire acqua potabile e pulita dal rubinetto. Invece quell'acqua ha avvelenato il sangue dei miei figli. Quando leggi le analisi FAS dei tuoi figli, come uno schiaffo, apprendi che l'acqua e le nostre vite sono state violate. È grande la nostra preoccupazione. Su Facebook l'annuncio shock di una donna di Longarone che per sistemare la casa distrutta dalla tempesta di fine ottobre ha detto di voler vendere un rene. Dopo la tempesta Vaia vendo un rene per aggiustare la mia casa, 60.000 euro. Il post, comparso nei giorni scorsi su Facebook, poi censurato dal social network, è di una 53enne di Longarone che ha deciso di lanciare la provocazione per rendere nota la disperazione di chi, come lei e la sua famiglia, sono ancora senza una casa dopo la devastante tempesta di fine ottobre. Da allora la donna, assieme alla figlia e al nipote, è costretta a vivere fuori casa in un appartamento prestato da un'amica, ma non si può andare avanti
progetti così a lungo. Il costo per sistemare l'abitazione devastata dal tornado sfiora i 70.000 euro, 20.000 sono già stati spesi per sistemare il tetto, del risarcimento promesso ancora non si è visto nulla, denuncia la signora, che ha così deciso di lanciare via social questo appello provocazione, e se il messaggio è stato poi oscurato da Facebook, qualcuno l'ha presa sul serio, tant'è, ed è questo l'altro aspetto sconcertante della vicenda, che la donna è stata pure contattata da persone interessate all'acquisto del rene. La vicenda della donna bellunese che seppur provocatoriamente ha messo in vendita un rene su internet per pagarsi i danni di Vaia è emblematica. Solleciterò nuovamente la Commissione europea a darmi una risposta sull'attivazione del Fondo europeo di solidarietà. Ogni livello istituzionale deve fare la sua parte, a dirlo è l'europarlamentare del gruppo Conservatori e Riformisti Fratelli d'Italia Remo Sernagiotto, che già nelle settimane scorse aveva interrogato la Commissione europea sull'attivazione del fondo, attivazione che era stata richiesta una prima volta dallo stesso Sernagiotto il 12 novembre del 2018 nel corso di una seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Eccoci di nuovo in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. A Padova ora, entro un anno, Papa Francesco verrà in visita nella città del Santo. Sentiamo le reazioni dei padovani. 37 anni dopo Giovanni Paolo II, un papa potrebbe tornare a visitare la città di Padova. La rivelazione inaspettata, ma da tempo sperata, è arrivata durante il commento della messa domenicale da San Pietro. Parlando delle future visite papali, oltre a quella già ufficializzata a Napoli il prossimo 21 giugno, si è fatto il nome della città del Santo, una notizia che ha riempito di gioia i padovani. Una visita del Papa è sempre ben accetta. Cosa mostrerebbe al Papa di Padova? Prima di tutto la Basilica di Sant'Antonio, dopo la porterei in centro al Pedrocchi a prendersi un caffettino. Magari, siamo contenti. La porterei appunto al Santo, a San Padre Leopoldo, nei santuari che abbiamo qua, insomma, no? E anche all'università lo porterei. Tra le visite che il Papa potrebbe fare in città, quasi sicuramente ci sarà il carcere, vista la grande amicizia tra il Santo Padre e il cappellano dei due palazzi, Don Marco Pozza. Ho letto nelle bacheche, sono ben contenta perché è giusto anche che venga, visto che siamo qua anche in una città particolare con il Santo, e sono contenta che venga a Padova. Io sono contento se ci sarò io nel 2020. Se viene a Padova siamo contenti, questo è l'unico commento della diocesi. Proprio lo scorso 23 marzo il vescovo Claudio aveva incontrato il pontefice in Vaticano insieme agli studenti del collegio Barbarigo e aveva rinnovato l'invito in città, un invito che evidentemente non ha lasciato indifferente Papa Francesco, da sempre molto devoto a Sant'Antonio. Papa Francesco pare voglia venire a Padova nel 2020, è contento di questa scelta? Sì, molto contento, così conosce anche la Basilica del Santo. Lei lo andrà a vedere se viene a Padova? Senz'altro, perché mi piace. Insomma, manca ancora l'ufficialità, ma la voce della venuta del Papa trova conferma tra le sale del Comune. Il periodo potrebbe essere quello compreso tra fine del 2019 e l'inizio del 2020. Ci faremo trovare pronti, ha detto soddisfatto il sindaco Giordani. Padova se lo merita, è tanto che tutti ce l'avevano da fare, vescovo compreso, Don Claudio compreso, per cui siamo molto contenti. Un'occhiata alla nostra programmazione in chiusura, 20:10, torna come sempre subito dopo i TG, ospiti questa sera Cinzia Bonan, segretario generale della CISL Treviso Belluno, e Andrea Meneghel, segretario della Federazione Agricola Industriale Alimentare Ambientale della CISL, sempre di Treviso Belluno. E poi in prima serata dalle 21:15, come ogni lunedì, torna Ring, la politica alle corde, ospiti questa sera di Ferdinando Avarino, l'onorevole Sara Moretto del PD, Simone Borile del Movimento 5 Stelle, Alberto Villanova della Lega e Matteo Moschini, avvocato dei risparmiatori truffati delle banche venete. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre in chiusura al meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo.
L'alta pressione riconquista le nostre regioni, ecco dunque che ci attende un martedì 16 aprile all'insegna del tempo asciutto e stabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso, solo con qualche foschia mattutina sulle pianure. Attenzione solamente a isolati piovaschi pomeridiani sui monti del Bellunese. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime oscillanti invece tra 15 e 17 gradi. E sarà bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un cielo sereno o al massimo velato. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime sui 7 gradi in tutte le province, massime comprese invece tra 15 e 18 gradi. Situazione molto simile anche sul Trentino Alto Adige, perché anche sulla nostra regione sarà il sole addominale e il cielo risulterà al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime comprese invece tra 17 e 18 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.